10. Entra, bravissimo, entusiasta, è un grande pilota. Su immediatamente con una salita a 45 gradi. Con questo velivolo che fa parte delle macchine della storia dell'acrobazia di tutto il mondo, e Paolo Pocobelli è un grande interprete. Su di nuovo va di Frullino e noi gli facciamo un bel applauso d'ingresso. Bravo Paolo! Ma il tutto ve lo racconteremo domani nella giornata ufficiale. Oggi si prova soltanto, e Paolo quando prova è sempre un mito. Anche nelle giornate di preparazione lui dà il massimo di sé. Sale di nuovo, punta in alto. Chiude il looping e scende a comporre alcune foglie di quadrifoglio. E va in negativo, chiudere e chiude queste due foglie di quadrifoglio pennellate perfettamente dal fumogeno bianco. E bravo Paolo, grande e il suo entusiasmo. Massimo della forza di gravità, lo fa cadere. Una bellissima Fiesler al limite, scende di nuovo. È bravo Paolo che avvicina il suo disegno alla linea di display, questo teatro immaginario della lunghezza di 3000 metri con al centro l'ebreo arancione che vedete dinanzi a voi, carino il contrasto col velivolo di linea per gli amanti dello zoom. La sua storia è una testimonianza viva di come l'impegno e la dedizione e lo spirito combattivo possono condurre al successo ed ispirare gli altri a superare i propri limiti. E lo vedete in volo, grande manico il buon Paolo. A partire dal 2005 infatti ricomincia tutto il suo iter addestrativo, conseguendo la licenza di pilota privato, l'abilitazione al volo strumentale, plurimotore, licenza di pilota commerciale, e lo stesso anno poi fonda nel 2011 l'associazione Ali per Tutti, nata per rendere il mondo dell'aviazione un ambiente inclusivo. Oggi si esibisce con questo velivolo acrobatico CAP 10 PK in un volo che lo porterà nel suo ambiente ideale e dove lo vediamo volteggiare e manovrare con rara maestria. Bel applauso a Paolo Pocobelli. Ripete la nuova per gli amici della testa display, also walk a cadere. Bravo Paolo! Ci viene voglia di dire tutto su di lui, ma l'indicazione della regia è quello: trattieniti, perché domani racconteremo il libro completo di questa persona che va a manovrare ancora una volta il suo K10 con grande abilità. Iniziamo gli amici della sinistra in display line. E dopo una bella taglio decisa rientra al centro di questo teatro isolano. Oh, lento, con grande perizia e grande precisione. Bravissimo Paolo. Via il negativo.
mentre fortemente positivo è il vostro applauso. Dai ragazzi, grande Paolo. E ci saluta a testa in giù